fatte nel fondo degli abiti, per cui vuol dire che la differenza tra una fascia e l'altra c'era anche una differenza di colore, di lavorazione, era ricamata o colorata, per cui c'era una grande ricchezza di disegni, di ricami, che poi lì insomma, ognuno deve fare un po' di usare la fantasia per vedere se potevano essere dipinti, se potevano essere ricamati, lavorati con qualche tipo di filo metallico, dorato, eccetera. E le donne usavano il grembiule. Sembra che il grembiule avesse un uso cerimoniale, perché tutti quanti le lamine presentano le donne con il grembiule. Di solito era a quadri, che qualcosa vi richiama anche adesso, insomma, l'uso del grembiule a quadri è proprio una cosa che comunque è rimasta. E abbiamo trovato questo cinturone al Museo di Este, ve ne erano altri più alti oppure più bassi, sembrava che anche questo fosse di uso cerimoniale, era in bronzo e di solito era lavorato a losanghe oppure aveva disegni vari, geometrici, rotondi, a spirali, a foglie.